Ieri sera 30 giugno si è celebrata la cerimonia del passaggio della campana del Lions Club Agrigento Valle dei Templi tra il presidente outcoming Gaetano Salemi e la presidente incoming Antonella Merriale al Madison di Realmonte. Dopo i saluti iniziali e prima del compimento della solenne cerimonia, il presidente Salemi ha celebrato l'ultimo service dell'anno sociale 24-25 compiuto, annunciando la donazione da parte del club, grazie all'indispensabile contributo del Centro Medico Benessere e della socia Anna Lopresti, di una sedia job per disabili da mare all'associazione Unitalsi, sottosezione di Agrigento. A seguire il conferimento da parte del presidente Salemi dei più alti riconoscimenti che il Lions Club International Foundation assegna ai soci che si sono distinti per l'azione, il loro impegno e servizio umanitario e il sostegno alla LCIF, i Melvin Jones Fellow, che sono stati assegnati ai soci Liotta, La Rosa, Cibella. Subito dopo il Presidente ha consegnato altri riconoscimenti ai soci componenti del proprio staff, alla segreteria Sonia Siracusa, al tesoriere Francesco La Rosa, al cerimoniere Antonio Castelli e all'ascensore Daniela Capitano per l'assidua azione di servizio e la collaborazione prestata nel corso dell'anno sociale 24-25. L'intervento conclusivo del proprio anno sociale da parte del Presidente Salemi ha esaltato l'azione nel servizio svolta dal club, rilevando la costante partecipazione e la collaborazione dei soci. Un viaggio a gonfie vele nel service, una navigazione in un mare di attività rionistiche intese e dirette al raggiungimento degli obiettivi al servizio di chi ha bisogno, con una costante e capillare presenza nel territorio e il coinvolgimento di centinaia di persone e tante associazioni locali e la collaborazione con gli altri club della zona e la continua vicinanza laddove c'è un bisogno. Poi la cerimonia del passaggio della campana e del martello alla nuova presidente Antonella Merriale, con emozione, gioia e consapevolezza di iniziare laddove si è ultimato per intraprendere un nuovo anno sociale al servizio della comunità. Dopo l'apposizione della PIN, la presidente Merriale ha ringraziato i soci per la fiducia conferitole, dicendosi pronta a rimboccarsi le maniche per realizzare ogni service utile alla nostra comunità, operando nell'amicizia e puntando alla collaborazione con gli altri club della zona.